gentili amici e gentili amiche, benvenuti al canale televisivo Europa TV, un canale che vuole allargare gli orizzonti fin qui percorsi da Friuli TV, che io ringrazio molto per la direzione che mi ha affidata di questo canale. Ringrazio Omar Costantini e Giuseppe Quattrin, che sono i fondatori del network. Bene, noi cominceremo a vedere che cosa succede in Europa e che cosa succede piano piano in regione e cercheremo di allargarci al resto del paese. Questo è un tentativo che noi facciamo proprio per allargare un po' l'informazione, per trovare nuove sponde dal punto di vista della comunicazione televisiva. Bene, che cosa succede in Europa? In Europa noi sappiamo che quest'anno abbiamo le nuove elezioni del Parlamento europeo, un Parlamento europeo che in qualche modo sta cambiando il proprio assetto istituzionale. Si dice che dai sondaggi una destra compatta alle elezioni europee del 2024 potrebbe diventare la seconda forza politica del Parlamento europeo. E come sappiamo che riunita nelle due coalizioni, una che riguarda l'identità e democrazia e l'altra che riguarda i conservatori riformisti europei, dove praticamente il capo di questa formazione della conservativa europei è la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, potrebbe comunque cambiare l'assetto delle cose. Perché? Perché il Partito Popolare Europeo, la formazione di centrodestra più votata alle elezioni del 99, sta cambiando un po', ha un po' di metamorfosi, sta cercando di trovare una soluzione con i socialisti, ma non disdegna l'approccio con i conservatori, che questo potrebbe essere il futuro. Naturalmente anche i conservatori, che sono ancorati a un'ideologia abbastanza nazionalista, ma cercano di accondiscendere in qualche modo, aderire all'alleanza con la destra moderata e naturalmente anche con il Partito Popolare Europeo. Questo è nelle cose, perché in qualche modo i sondaggi portano a vedere che in mezza Europa il centrodestra, anzi la destra, qualche volta anche la destra estrema, sta ottenendo dei successi più che significativi. Le attuali proiezioni suggeriscono che l'indomani delle elezioni europee, che come ricordo verranno nel giugno di quest'anno, quindi fra 6 mesi, una coalizione tra deputati del centrodestra del Partito Popolare Europeo, gli europarlamentari del gruppo dei socialisti e democratici e i liberali del gruppo di Renew Europe potrebbe garantire una maggioranza parlamentare di 406 seggi su 790 seggi. Un'accordata di partiti di destra di formazione formata con il Partito Popolare, Identità e Democrazia e dei conservatori riformisti europei non sarebbe in grado da sola da fare il tutto, anche perché le cifre attualmente previste per formare una maggioranza non danno questo limite. Però il tentativo è già in atto e chissà, insomma, come la penseranno gli elettori europei. Lo staremo a vedere, lo seguiremo anche attraverso delle interviste che faremo in vari paesi europei con dei punti di vista da destra e sinistra, dando la possibilità a tutti di osservare in maniera diretta, ma non con i canali convenzionali, che cosa sta succedendo in Europa. Bene, poi vediamo in Italia. In Italia un tema politico, oltre a quello che la Meloni ci ha comunicato nella conferenza stampa, c'è un terzo mandato che in qualche modo è dietro le spalle della maggioranza, dove Salvini sta cercando di trovare una soluzione per i suoi protetti, anche diciamo così, anche i suoi competitor che potrebbero essere per esempio Zaia in Veneto, dove in qualche modo Salvini cerca di offrire la sedia del terzo mandato per poter sfilare la stessa poltrona alla Meloni, che chiede appunto di avere un candidato forte in quella regione del Veneto, che noi sappiamo che è una regione molto forte dal punto di vista economico e che ne ha più ne metta.
È chiaro che si scalda il fronte dei governatori in questo momento, vedremo che cosa succederà. Naturalmente la Meloni ha detto che il tema del terzo mandato verrà esaminato dal Parlamento. Come dire, il governo potrebbe essere d'accordo o meno, ma decide il Parlamento. Quindi in qualche modo, come qualcuno ha detto, ha buttato la palla in tribuna e staremo a vedere. Per quanto riguarda la nostra regione è alle prese con 2 o 3 problemi che vengono avanti. La questione economica, che sappiamo che le guerre sia dell'Ucraina ma soprattutto del Medio Oriente stanno mettendo a dura prova una questione molto importante, l'export delle nostre aziende che sono abbastanza forti a livello europeo e mondiale, ma adesso potrebbero subire qualche impasse. C'è il problema della sanità che necessita di un riordino a fronte della mancanza di personale. Noi dobbiamo dire che tutta Italia ha questo problema, il problema della sanità. La nostra regione era molto gradita a livello nazionale perché molti venivano a farsi curare qui e poi tornavano nelle luoghi d'origine. Adesso succede che anche i nostri cittadini vanno a farsi curare, per esempio in Veneto, e naturalmente noi siamo costretti a sborsare le impegnative e poi tornano in regione. Perché? Perché le liste d'attesa sono enormi, sono troppo lunghe e qualcosa bisognerà fare. Poi un altro problema è il problema degli enti locali. Gli enti locali lo sappiamo benissimo che stanno passando un problema, diciamo così, di metamorfosi istituzionale. Che cosa voglio dire? Voglio dire che ormai l'affezione alla politica, la disaffezione alla politica si sente, è palpabile, i cittadini vogliono avere più trasparenza, più concretezza, meno burocrazia. Questo è un tema diciamo così anche nazionale, toccato dalla stessa Premier nella sua disamina nella conferenza stampa. Bene, gli enti locali, qualcuno dice che dovrebbero essere accorpati al di sotto dei 5.000 abitanti come minimo, e qualcuno invece dice che con le nuove province che vengono avanti, si sa benissimo che a livello nazionale è già partito l'iter, un iter che prevederà una lettura alla Camera, una al Senato, poi di nuovo alla Camera, quindi andranno via 6 mesi abbondanti. Ma c'è un problema. Tutti dicono che vogliono avere le nuove province, che non sappiamo se saranno province classiche o province nuove, non so, Friuli Trieste, Friuli Venezia Giulia, o le 4 province o le 5 province, lo staremo a vedere che cosa succederà. Ma noi sappiamo che con la legge che è stata votata ancora a suo tempo dal centro-sinistra, le province sono considerate enti di secondo livello. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non saranno votate direttamente dai cittadini, ma saranno in pratica delle designazioni, perché in qualche modo chi avrà la potenza, tra virgolette, politica potrà in qualche modo designare i propri rappresentanti e naturalmente i propri rappresentanti eleggeranno il presidente. In pratica è una sorta di déjà vu, perché come avere le liste bloccate praticamente. La Meloni invece ci ha detto un'altra cosa, ci ha detto che è una sostenitrice delle preferenze e una sostenitrice anche del premierato, quindi ha fatto la proposta del premier, e quindi quando verrà proposta alle Camere la questione del premierato, dell'elezione diretta del capo del governo, naturalmente ci saranno anche questioni che afferiscono certamente alla questione elettorale a tutti i livelli. Probabilmente potrebbe essere anche cambiata questa legge che riguarda un po' l'elezione di secondo grado delle province. Ecco, poi sono il terzo mandato dei comuni. Il terzo mandato dei comuni, molti dicono che, io personalmente dico che andrebbero anche bene il terzo mandato per i sindaci, in qualche modo, perché non vedo perché se un sindaco funziona è giusto che venga anche ricandidato, così la sua maggioranza, eccetera, se non c'è un'alternativa valida. Altrimenti il terzo mandato potrebbe dare la possibilità a molti comuni di non avere la sgradita sorpresa di avere delle discontinuità che magari non sono pronte.
Comunque sia, questo vale a centrodestra come vale anche a centrosinistra. Ecco, questi sono i temi, diciamo così, in maniera anche grossolana, se volete, che vi ho proposto. Questi temi verranno sviscerati sicuramente nelle nostre puntate del canale televisivo, naturalmente di Media Europa, e naturalmente io vi do appuntamento alla prossima settimana, e che naturalmente cercheremo di sviscerare un tema su tutti. Cercherò di portarvi qualche numero uno, qualche intervista particolare, ma cercheremo anche di fare un approfondimento su alcune questioni che potrebbero riguardare due cose che sono all'ordine del giorno: la sanità, per esempio, e gli enti locali. Bene, io vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Naturalmente grazie per seguirci e per seguirci ancora con affetto, non solo nei canali televisivi, ma anche in altre situazioni. Vi ringrazio e alla prossima.